Buongiorno, buon sabato da Focus TG. Partiamo subito con la cronaca e torniamo su un gravissimo fatto legato all'incendio dell'azienda PMG di Volpago del Montello. Si pensava fosse, come più delle volte, un incendio causato da un cortocircuito, invece è stato un incendio doloso ad appiccare le fiamme. L'imprenditore e sua madre per assicurarsi l'assicurazione. Vediamo. Il rogo era scoppiato la sera del 6 gennaio 2022 alla PMG Trasporti di Volpago del Montello. Un'indagine questa coordinata fra più forze. I vigili del fuoco, l'Arma dei Carabinieri e gli uomini della Guardia di Finanza che hanno operato ognuno sulla base delle specifiche competenze e i risultati non sono mancati. 2 persone, l'imprenditore e la madre, sono stati denunciati. In prima battuta sono stati i pompieri ad accertare come l'incendio fosse stato appiccato all'interno degli uffici amministrativi mediante l'utilizzo di un liquido accelerante che ha causato la combustione di quanto contenuto all'interno e lo scoppio della vetrata che separava gli uffici dal magazzino, con propagazione del fuoco a 2 serbatoi contenenti il liquido altamente infiammabile che erano stati appositamente depositati il pomeriggio dell'evento dopo l'uscita dei dipendenti. Una volta accertata l'origine dolosa sono scattate le indagini dei carabinieri della compagnia di Montebelluna che, attraverso le immagini delle videocamere, le testimonianze e analizzando i tabulati telefonici, hanno collocato i 2 indagati nei pressi dell'azienda proprio quando sono scoppiate le fiamme. Dopodiché è stata la Guardia di Finanza a individuare il possibile movente che abbiamo riconosciuto nella possibilità per i 2 indagati di ottenere un indennizzo che sarebbe servito da un lato a pagare la rata di riscatto del leasing dell'immobile coinvolto nell'evento incendiario e dall'altro lato a ottenere macchinari e nuove attrezzature. Insomma, frode assicurativa per 2 milioni di euro nei confronti del responsabile legale della società e della madre, nonché dipendente, ritenuti responsabili dei reati di incendio doloso, entrambi, e frode assicurativa solamente il primo. La Procura della Repubblica di Treviso ha ora concluso le indagini preliminari. Il reato di incendio doloso prevede la reclusione da 3 fino a 7 anni, mentre il reato di frode assicurativa prevede la reclusione da 1 a 5 anni. Questo al netto ovviamente delle responsabilità di natura civile. Diversi gli incendi avvenuti nella Marca negli ultimi anni. L'attenzione della magistratura di Treviso, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine è molto alta su questa tipologia di eventi. Il servizio di Daniela Sizzia è davvero inquietante perché spesso diamo notizie di aziende che sono avvolte dalle fiamme, che vengono distrutte. Si pensa sempre anche a minacce, a ritorsioni della mafia, della criminalità organizzata qualora non venga pagato un pizzo. Per cui sono fatti spaventosi questi di aziende date alle fiamme dagli stessi titolari. Adesso restiamo sulla cronaca nera, andiamo a Mestre in via Piave perché sono stati arrestati alcuni dei responsabili delle rapine messe a segno recentemente nella zona. Linea ad Anna Maria Parisi in diretta. Arrestati proprio qui 2 rapinatori che con coltello e taglierino minacciavano e rapinavano turisti e residenti. Qui in via Piave lotta alla criminalità e al degrado, lotta che continua grazie all'uso anche delle telecamere di videosorveglianza del comune. Così gli agenti della squadra mobile sono riusciti a intercettare, fermare ed arrestare i 2 rapinatori. Con me l'assessore alla sicurezza del Comune di Venezia, Elisabetta Pesce. Assessore, dunque un altro importante tassello messo a segno dalla squadra mobile della Questura di Venezia grazie alle telecamere di videosorveglianza comunali. Quante sono queste telecamere qui a Mestre e a Venezia?
Sì, innanzitutto un ringraziamento comunque agli agenti della polizia e a tutte le forze dell'ordine per il grande impegno che stanno facendo su questo territorio. Sono molteplici comunque gli arresti e sono molteplici anche le espulsioni che vengono fatte in un lavoro di interforze. Il territorio comunale ha 637 telecamere, di cui 385 solo in terraferma, e Mestre ne conta 2,28, quindi è un importante servizio che serve a tutte le forze dell'ordine per le indagini. Le persone vengono identificate, infatti 2 rapinatori, stiamo parlando di reati che sono stati commessi in questi giorni, sono stati immediatamente identificati e questo ha dato modo anche di procedere poi all'arresto. Sono tutte telecamere collegate con la centrale operativa che si trova al Tronchetto ed fanno parte del progetto della Smart Control Room, che tra l'altro è uno dei progetti e forse l'unico a livello di efficienza e di numero di tutto il territorio nazionale, voluto fortemente dal sindaco. Ecco, Assessore, vediamo anche che ci sono degli agenti della polizia locale di Venezia che stanno monitorando. Questi sono fermi qui, ce ne sono altri 2, ho visto, che stanno girando proprio per monitorare e tenere sotto controllo questa che è una delle zone, la zona forse più calda di Mestre. E abbiamo visto anche come l'altro giorno c'è stata un'altra importante operazione con l'arresto e l'espulsione e il rimpatrio del tunisino giovanissimo di 19 anni che si era reso protagonista di quei famosi atti vandalici in Riviera 20 settembre sempre a Mestre. Adesso il Comune è uscito con un'importante ordinanza che però era già in vigore, se non sbaglio, quella contro i rumori molesti, insomma della movida molesta, che impone la chiusura entro le 23 nelle zone calde, cioè Venezia, zona Rialto, Bella Viene e anche nella zona centrale di Mestre. Sì, allora diciamo che questa ordinanza è frutto comunque di un dialogo sia con i cittadini ma anche con gli esercenti, serve per dare una regolamentazione alla movida, una regolamentazione per quanto riguarda anche i controlli al disturbo alla quiete pubblica. No, c'è il regolamento all'articolo 65 della Polizia Locale che prevede comunque che dopo le ore 23 non ci deve essere disturbo alla quiete pubblica. Con questa ordinanza abbiamo voluto sottolinearlo e quindi adesso sono partiti i controlli e sanno che questo è il regolamento e su questo si devono adeguare. La chiusura un po' generalizzata di tutti i locali permette in modo di tenere anche sotto controllo da parte della Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine il movimento che c'è attorno a questi locali, sia in terraferma che in centro storico. Ecco, a proposito di centro storico, si diceva siamo in chiusura, importante operazione anche l'altro giorno contro delle borseggiatrici, fogli di via e arresti anche là. Eh sì, l'altro problema che affligge soprattutto il centro storico per il grande turismo, che in un certo senso dopo i 2 anni di Covid possiamo anche dire fortunatamente, però sono riapparse le borseggiatrici, sono riapparsi i borseggiatori. La Polizia Locale dal luglio dell'anno scorso ha istituito anche un nucleo operativo in Borghese per cercare di arginare questo fenomeno. Abbiamo un po' di problemi con la normativa. Polizia di Stato, Carabinieri sono sempre sul territorio, fogli di via, arresti, però dobbiamo continuare senza demordere. Ecco, l'azione insomma delle forze dell'ordine coordinata con il Comune continua e non arretra. Da Mestre, via Piave è tutto, grazie all'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce, linea a te direttore. Grazie Anna Maria Parisi, andiamo avanti con la cronaca nera. C'è stato, come ricorderete, un accoltellamento in centro ad Oderzo nel Trevigiano. Si sta dando la caccia all'autore della violenza che ha visto vittima un 35enne marocchino. 2 gli episodi sui quali si stanno concentrando gli inquirenti. È stato
stato sentito dai carabinieri il 35enne marocchino ricoverato all'ospedale di Treviso dopo essere stato accoltellato martedì sera in centro a Oderzo e rinvenuto in una pozza di sangue davanti al bar L'Incontro, dove verosimilmente si è trascinato dopo essere stato ferito. Ha riportato diverse lesioni da taglio al viso e al busto, ma ora è fuori pericolo. Ha parlato con i militari dell'Arma fornendo una versione piuttosto confusa dell'accaduto. 2 gli episodi sui quali si stanno concentrando gli investigatori per risalire all'autore e alle ragioni dell'accoltellamento. All'inizio della serata il marocchino, già noto alle forze dell'ordine per tossicodipendenza, furto e resistenza pubblica ufficiale, ha incontrato una persona italiana con la quale si sarebbe intrattenuto in un altro locale del centro di Oderzo. L'uomo è stato rintracciato e sentito dai carabinieri. Si stanno poi cercando eventuali relazioni con un secondo episodio, sempre martedì sera, verificatosi in un negozio di kebab, dove una discussione molto accesa tra diverse persone è finita in lite. Tra queste persone potrebbe esserci anche il 35enne. Le indagini continuano anche con l'ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona. L'episodio ha destato non poca preoccupazione a Oderzo tra cittadini ed esercenti allarmati per la violenza ed il fatto che sia avvenuta poco prima delle 11 di sera in pieno centro. Al volante della sua Fiat 600 una sera di metà giugno era uscito di strada all'altezza della rotatoria di via Vittoria a Mussolente. Era stato portato al pronto soccorso per le medicazioni. Proprio al San Bassiano il 65enne residente a Romano Dezzelino era risultato positivo all'alcol test. Da ulteriori approfondimenti forensi richiesti dai carabinieri intervenuti per i rilievi del sinistro, eseguiti alla medicina legale dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, è emersa anche una positività dell'uomo alla benzodiazepine assunta fuori dal range terapeutico. Per lui è scattata quindi la denuncia per guida in stato di ebbrezza e assunzione di sostanze psicotrope, patente ritirata e mezzo confiscato. Ci sono vivaci reazioni soprattutto nel mezzogiorno alla fine del reddito di cittadinanza, ma soprattutto all'invio degli SMS con cui il Ministero del Lavoro ha avvertito 169 famiglie che non avrebbero più percepito il reddito. In Veneto se ne sta parlando, dal 1° agosto ecco quanti padovani non lo percepiranno più. Vediamo. Luglio è l'ultimo mese in cui verrà accreditato il reddito di cittadinanza. La misura introdotta nel 2019 dal governo 5 Stelle di Giuseppe Conte dal 1 di agosto viene cancellata dopo la stretta del governo Meloni che prevede la sospensione del sussidio per i nuclei nei quali non ci sono componenti disabili, minori o over 65. Quella del 27 luglio dunque è stata l'ultima rata ricevuta. Nel Padovano sono circa 4.000 le persone che attualmente lo percepiscono, per circa il 40% di loro verrà sospeso. Il reddito di cittadinanza è uno strumento non esente da difetti, ma che nel tempo era riuscito a infrastrutturare una positiva collaborazione tra servizio sociale e centro per l'impiego, dando una vera opportunità alle persone che ne usufruivano. Nel caso di coloro che ricepivano il reddito di cittadinanza ed erano in carico al servizio sociale del comune di Padova, si sta parlando di circa 1.000 persone, il cui più o meno 40% a partire da agosto non avrà più l'accesso al reddito. Il problema, spiega l'assessore sociale Colonnello, si porrà nel 2024, quando verrà sostituito il reddito di cittadinanza con il nuovo assegno di inclusione destinato a tutte le famiglie che rientrano nella categoria non occupabili. Da agosto a gennaio, tuttavia, riusciremo in collaborazione con il Centro per l'Impiego e con il Governo a mantenere la disposizione. Il problema vero si porrà da gennaio e chiediamo al Governo cosa intende fare per questa larga fascia di popolazione di Padova, ma non solo, che da gennaio non avrà strumenti per rendersi indipendente e autonoma. E sul reddito di cittadinanza c'è polemica perché il Ministero del Lavoro ha diffuso un promo che per esempio al Fatto Quotidiano non è piaciuto, e qui vediamo il promo con il commento del giornale. Vediamo. Tutelate dal nuovo assegno di inclusione. Più attiva nell'aiutare le persone tra i 18 e i 59 anni a trovare un'occupazione, grazie alla nuova rete di supporto alla formazione e al lavoro. Un'altra Italia più orientata al futuro. Trova il percorso adatto a te. Un percorso per ognuno, una prospettiva per tutti.
Le nuove misure di inclusione e sostegno superano il reddito di cittadinanza e aprono la strada verso un'altra Italia. Più vicina alle persone vulnerabili e alle famiglie fragili, tutelate dal nuovo assegno di inclusione. Più attiva nell'aiutare le persone tra i 18 e i 59 anni a trovare un'occupazione. Grazie alla nuova rete di supporto alla formazione e al lavoro. E avete visto, questo era il promo del Ministero del Lavoro con un polemico commento del Fatto Quotidiano sui punti che secondo loro sono contraddittori e non precisi. Andiamo adesso a vedere il traffico, perché questo è un weekend da bollino rosso, quindi controlli sulle autostrade. Christian Arboit è in diretta da Cessalto, in uno dei punti nevralgici dell'autostrada Venezia-Trieste. A te la linea, Christian. Esatto, direttore, buongiorno anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo all'altezza di Calstorta Sud, uno dei punti nevralgici della 4, del tratto trevigiano della 4. Siamo a Cessalto, il tratto maledetto della 4, così è stato ribattezzato in questi anni, ovviamente alla luce dei tanti fatti di cronaca nera, dei tanti tragici incidenti stradali che si sono registrati e che si continuano a registrare. Una giornata di traffico intenso, iniziata questa mattina con diverse code, ora è ovviamente mezzogiorno, tanti si stanno fermando nell'area Ristoro, all'autogrill, lo potete vedere, siamo nell'area picnic, direttore. Cerchiamo di disturbare qualcuno di questi viaggiatori per capire che storie ci sono. Ragazzi, buongiorno, siamo in diretta su Rete Veneta. Dove siete diretti? In Croazia, verso Spalato, giriamo un po' di città, là, Krk, e poi andiamo più giù verso Spalato. Quindi niente Italia, andate all'estero? No, andiamo direttamente là. Come mai la Croazia? Perché insomma si dice che quest'anno abbia prezzi folli. Cosa, la Croazia? La Croazia, sì. Abbiamo guardato un po' i prezzi degli aerei e abbiamo visto che non era conveniente, era più conveniente andare in macchina, e quindi abbiamo scelto un paese che si poteva raggiungere in automobile. Grazie. E da dove siete partiti? Da Firenze stamani mattina verso le 8:30 circa. Che situazione avete trovato sulle autostrade? Avete visto incidenti, qualcosa? Un paio di incidenti, però di base l'infrastruttura è ottima, quindi abbiamo guidato liscio senza alcun tipo di problema. Voi adesso siete focalizzati sulla vacanza, diciamo? Sì, diciamo proprio di sì. Quanto farete, giorni? 6 giorni circa, cioè 5 giorni 6 notti, viaggiando anche un paio d'ore al giorno, spostandoci tra le varie città, insomma, quindi un po' in itinere, però speriamo venga fuori una bella vacanza. Grazie, allora buon viaggio ragazzi, grazie davvero. Tra l'altro, a proposito di prezzi folli, direttore, non so se riusciamo a inquadrare, Nicoletta, il distributore, ormai la benzina ha raggiunto in autostrada soprattutto prezzi folli, riconfermo questo aggettivo, siamo ormai a 2,50 euro al litro, per intenderci. Nel distributore in paese, a poche centinaia di metri in linea d'aria, siamo a 1,7, 1,8, quindi insomma c'è sempre da chiedersi perché quando arriva l'esodo aumentino poi anche questi prezzi, e quest'anno insomma si vede molto bene. Qui con me il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato, che sta monitorando la situazione, e il parroco di Cessalto, Don Mauro Gazzelli. Don Mauro Gazzelli, noto anche per essere il parroco antistragi, da anni è mobilitato per la sicurezza stradale. Partiamo dal sindaco. Sindaco, com'è la situazione?
Adesso è sceso un po' il traffico, ma stamattina era veramente molto intenso. Abbiamo un tavolo di concertazione con cadenza bimestrale tra le autorità della strada, il prefetto e Autovie Venete, adesso Autostrade Alto Olivenza, per coordinare tutta l'attività importante anche per in questo momento di esodo. Sappiamo che il nostro casello è interessato per le vie verso le località balneari, quindi grandissima attenzione anche della polizia locale. Abbiamo implementato anche l'attività, la cartonolistica, in modo tale da evitare su certe strade che passino soprattutto i camion. Senta Sindaco, resta però il problema di sempre. Siamo davanti al tratto maledetto della 4, 20 chilometri di autostrada ancora drammaticamente a due corsie, quindi tra Noventa e Portogruaro, una situazione ormai cronica. Lei è fiducioso? Sì, perché finalmente si vede la luce, abbiamo già fatto lo spostamento dei sottoservizi, breve incominceranno i lavori sui ponti, attualmente c'è già un lavoro su un ponte importante, quindi è l'inizio, hanno fatto già i primi espropri importanti e quindi si vede finalmente la luce. I tempi saranno comunque lunghi, si parla di 2, 3, 4 anni. Alle sue spalle intanto ci sono dei rallentamenti, insomma fa parte un po' del copione dell'esodo, però per l'appunto l'infrastruttura influisce anche sugli incidenti stradali, non solo gli atteggiamenti. Don Mauro Gazzelli, Don Mauro, allora veniamo a noi. Lei da anni è impegnato sul fronte della sicurezza stradale, in particolare su questo tratto ci sono stati troppi morti, diciamo. Esatto, troppi morti, troppa faciloneria, a volte siamo troppo distratti e soprattutto non possiamo dare colpa solo alle infrastrutture fragili, per quanto questo tratto è fragile, ma fare l'appello anche a maggiore educazione, soprattutto in questo tratto stradale, insomma. Ecco, maggiore educazione significa avere anche meno fretta. Sì, avere meno fretta. Abbiamo reclamato, durante il Covid qui c'era il deserto, abbiamo avuto 3 estati, non c'era niente, ecco. Abbiamo gridato contro le restrizioni Covid perché ci avete rubato 3 anni della nostra vita. Ecco, questo tratto qui potrebbe stroncare la vita, quindi mettiamo i piedi per terra, se no mi tocca dire avanti il prossimo, quindi non diciamo a me non capiterà mai, se no io l'ho detto anche in omelia, vediamo chi sarà il prossimo. Allora ho visto un po' diminuire gli incidenti, soprattutto dei minorenni. Sono parole forti ma che servono. Lo spero, a volte qualcuno dice le prediche le facciamo a chi non ha bisogno, ma io spero che queste cose arrivino un po' al cuore e al buon senso di tutti, ecco, e alla prudenza, non dire a me non succederà mai, dobbiamo essere tutti prudenti. Ecco, lei parroco l'anno scorso aveva organizzato un poco distante da qui una messa portando in processione la Madonna della chiesa parrocchiale, una messa dedicata a tutte le vittime del tratto maledetto, la farà anche quest'anno? Sì, sono proprio le vittime della strada, perché abbiamo anche le strade locali interne, per eccellenza abbiamo scelto l'autostrada perché passano milioni di persone, però ripeto, le vittime della strada, perché poi rimane ai familiari, in particolare ai genitori, rimane questo vuoto, questo dolore, quindi è un modo anche per dare voce alle vittime della strada e conservare, ecco, il dono, il valore della vita, che anche la morte noi la affidiamo a Gesù Cristo, insomma, ecco. Per non dimenticare, e questo deve spingere Crosato, le amministrazioni, le istituzioni, il governo, chi per esso, ad accelerare su questi lavori, su questo tratto. Sì, assolutamente, servono maggiori risorse per implementare fin da subito l'attività, ma anche per le strade secondarie, perché non ricordiamoci che poi queste auto poi vanno a finire nelle nostre vie ordinarie e creano anche lì disagi, problemi e incidenti. Anche per questo lei non è favorevolissimo per esempio alla via del mare annunciata dalla Regione. Questo è un altro tema. No, assolutamente, io credo che bisogna sempre fare i calcoli prima. Io voglio sapere prima i numeri delle auto e dopo facciamo programmazione. Parroco, un ultimo pensiero, un ultimo appello a chi ci sta guardando su Rete Veneta. L'appello mio, vedo che si parla anche troppo poco delle barriere contro il rumore, non abituiamoci al rumore,
c'è anche un inquinamento in generale, abbiamo anche troppi volumi alti della radio in macchina. Ecco, dobbiamo veramente rispettare noi stessi e rispettare gli altri. Allora rispetteremo anche le forze dell'ordine che non sanno mai cosa trovano sulla strada, dai vigili del fuoco ai paramedici. Ecco, se rispettiamo noi, rispettiamo anche il lavoro degli altri, perché altrimenti creiamo problemi un po' a tutti. Don Mauro Gazzelli, grazie davvero, parroco di Cessalto, il sindaco Emanuele Crosato sempre sul pezzo che appunto sta monitorando la situazione. Intanto i viaggiatori continuano ovviamente nel loro meritato picnic prima di mettersi in viaggio. Avete visto le code che si stanno formando alle nostre spalle e il parcheggio ormai pieno anche di tir che provengono quasi tutti dall'estero, eccoli. Nicoletta, se possiamo inquadrare anche i tir alle nostre spalle, fermi ovviamente fino a lunedì mattina. Insomma, ci sono poi anche le storie dei tanti autisti che insomma devono rimanere qui bloccati per tanto tempo. Direttore, questa è la situazione a Cessalto a mezzogiorno e mezzo circa. Con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie molte Cristian, grazie, buon lavoro. Andiamo avanti mettendo in allerta tutti coloro che partono per le vacanze, perché ci sono i furti in abitazione e non c'è bisogno dell'allerta. I proprietari di case partono sempre con un po' di ansia, perché sanno che gli appartamenti sono a rischio di intrusione da parte dei soliti ignoti. Vediamo i consigli della polizia prima di partire, vediamo. Tornare dalle vacanze e trovare la brutta sorpresa della casa svaligiata, purtroppo una cosa che capita spesso in estate. La città si svuota e le abitazioni possono essere facile bersaglio per i ladri. La Polizia di Stato per questo ha messo a punto un decalogo di consigli utili da seguire per prevenire i furti. Innanzitutto assicurarsi prima di uscire dalle abitazioni di chiudere tutti gli infissi esterni, finestre, tapparelle e porte blindate, in particolar modo assicurarsi che siano chiuse tutte le mandate, in modo tale da evitare appunto che con un semplice strumento di una scheda telefonica o di una lastra malintenzionati possano intromettersi all'interno dell'abitazione. Meglio dotarsi anche di un sistema antifurto, anche la collaborazione tra vicini può essere utile. Altri consigli che possiamo dare: di lasciare lampade accese di basso consumo, radio o televisioni sempre brevi periodi. Se si tratta di un'assenza di lungo periodo, magari dotarsi di dispositivi automatici che ad intervalli di tempo possono essere accesi in modo tale da dimostrare una presenza costante all'interno dell'abitazione. Altro consiglio molto importante è di parlare con i vicini, informare i vicini dell'assenza dall'abitazione e sensibilizzare e soprattutto chiedere loro la disponibilità sia ad avere una copia delle chiavi sia a controllare quotidianamente la cassetta postale. Lasciare la cassetta piena di posta può attirare l'attenzione dei ladri. Prima di partire, fotografare oggetti di valore, se possibile non lasciare in casa troppi gioielli o somme di denaro e poi evitare di pubblicizzare troppo la partenza o i giorni in cui si è in vacanza. Un consiglio che diamo è quello di fare un uso moderato dei social, nel senso di evitare di condividere e pubblicare sui social network tutto ciò che possa attenere alla vacanza, quindi alle mete di viaggio, alla data di partenza, alla data di rientro, in modo tale che malintenzionati possono acquisire da queste informazioni elementi utili per individuare qual è il momento più appropriato per entrare all'interno dell'abitazione. Se si torna a casa e si trova la porta forzata o aperta, chiamare immediatamente le forze dell'ordine. Come ogni estate, guerra alle zanzare, ma ci sono zanzare più pericolose da altre perché possono infettarci con la West Nile, c'è anche il problema della dengue. Ci racconta tutto in diretta da Padova Valentina Visentin. A te la linea, Valentina.
Sì, buongiorno da Padova, è un uomo di 66 anni residente a Verona, il primo caso di virus West Nile nell'uomo riscontrato quest'estate nella regione Veneto. La conferma è arrivata dalla direzione della prevenzione della regione Veneto e la positività è stata riscontrata giovedì proprio dal laboratorio di microbiologia dell'azienda ospedaliera di Padova che vedete alle mie spalle. L'uomo era andato in pronto soccorso qualche giorno fa perché la febbre alta non scendeva, sono state effettuate le analisi del sangue e poi inviate qui a Padova dove è stata riscontrata la positività al virus West Nile. Visto che il primo caso è stato riscontrato a fine luglio, si prevede che non ci sia quell'ondata di casi come è avvenuto l'anno scorso quando il virus West Nile fece paura in Veneto proprio per i numerosi casi riscontrati. Sono stati 584 casi in Italia, in Veneto 142 forme neuroinvasive, 161 con febbre alte e in totale 37 i decessi registrati nel periodo compreso tra giugno e ottobre del 2022. Dunque, primo caso di West Nile, l'uomo veronese è già in miglioramento perché riscontrava solo la febbre, ma nel Padovano c'è stato anche un nuovo caso di dengue. Anche questa volta si tratta di un turista di rientro dalle vacanze, ma ricostruiamo insomma tutti questi casi nel nostro servizio. Nuovo caso di febbre dengue nel Padovano, anche questa volta si tratta di un turista di rientro da una vacanza in un paese tropicale. Il giovane ad una settimana dal ritorno dal Brasile ha cominciato ad accusare febbre, malessere generale e forti dolori articolari, tutti sintomi inconfondibili della dengue che si trasmette con le punture della zanzara tigre infetta. Le sue condizioni sono già in netto miglioramento e ad una settimana dal ricovero potrebbe essere dimesso. Come per il caso di Teolo, dove risiede il primo turista rientrato dalla Thailandia, in via precauzionale il Dipartimento di Prevenzione dell'USL 6 Eugania, insieme con il comune di Villafranca Padovana, dove risiede il giovane tornato dal Brasile, ha disposto la disinfestazione straordinaria a partire da ieri e per 3 giorni nel raggio di 200 metri dal domicilio del giovane. La prossima settimana l'USL 6 provvederà a verificare l'efficacia del trattamento effettuato analizzando colonie di zanzare. È stato invece confermato nelle scorse ore il primo caso umano di virus West Nile per questa stagione. La conferma arriva dal laboratorio di microbiologia di Padova. Si tratta di un uomo di 66 anni residente in provincia di Verona. In genere, quando il primo caso umano si verifica a fine luglio, non ci si attende una stagione di alta circolazione del virus. L'anno scorso, quando i casi furono più di 100 e si contarono anche decessi, il primo caso si era verificato già ad inizio giugno. In queste ultime settimane si sono verificate le prime positività del virus nelle zanzare. La Regione Veneto, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico di Legnaro e con tutti i dipartimenti di prevenzione dell'USL, sta mantenendo un'attenta sorveglianza sul territorio, attivando le disinfestazioni e le misure di prevenzione. Dunque, dicevamo per gli esperti il fatto che il primo caso di West Nile sia stato riscontrato a luglio fa ben sperare in un'estate meno segnata dal virus che in Veneto aveva colpito forte l'estate scorsa, soprattutto nel Padovano dove c'erano stati circa un centinaio di casi e a livello regionale ben 37 decessi perché erano state 161 le forme neuroinvasive riscontrate dalle varie aziende ospedaliere e USL del territorio. Resta alta comunque l'allerta quando vengono riscontrati questi casi di passaggio del virus dalla zanzara all'uomo, si provvede subito con la disinfestazione. Alta deve essere anche la responsabilità dei cittadini con buone pratiche che vengono consigliate, come evitare ristagni di acqua nei sottovasi, nelle terrazze o nei giardini e proteggersi sempre con buoni repellenti anti-zanzare. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin. Intanto, tornando alla cronaca nera, sono in corso accertamenti per capire come sono andate le cose nell'incidente che ha provocato la morte di Simone Materazzo, il giovane di Piove di Sacco, che a Chioggia l'altro giorno ha investito sulle strisce pedonali una turista francese. Simone Materazzo è deceduto e la turista investita è ancora in gravi condizioni all'ospedale.
Eccolo Simone Materazzo in tutta la sua grinta, in testa la sua squadra, l'USD Fossò in spogliatoio a guidare le feste per la vittoria contro Legnaro. Era lo scorso anno, Simone di lì a poco avrebbe lasciato il suo amato pallone per dedicarsi agli studi e al lavoro. Aveva trovato da pochi mesi un'occupazione a Chioggia come riparatore di motori navali e proprio da lì giovedì pomeriggio stava rientrando a casa. Viveva in questa villetta a Sant'Anna di Piove di Sacco con mamma, papà, le 2 sorelle gemelle e la nonna. Un tragico incidente sul quale la polizia di Chioggia sta cercando di fare luce. La moto è stata posta sotto sequestro per tutti gli accertamenti e il pubblico ministero potrebbe decidere di effettuare un'autopsia sul corpo del ragazzo per capire se sia stato colto da malore. Simone, che avrebbe compiuto 20 anni domenica, stava viaggiando verso casa quando all'altezza di via della stazione giovedì pomeriggio non è riuscito a evitare l'impatto con un gruppo di turiste che stavano attraversando la strada sulle strisce. Una ragazza di 21 anni, travolta dal mezzo, si trova ora ricoverata all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Le sue condizioni restano gravi. La famiglia Materazzo è distrutta dal dolore. È iniziato il periodo più triste della mia vita, scrive papà Pietro in un post sulla sua pagina Facebook. Era un grande fan del figlio, il papà, ricorda don Giorgio, parroco di Sant'Anna. Veniva su ai campi delle sorelline in braccio al papà, ho in mente queste scene, no? Perché era quasi una mascotte, piccolo ancora. E ecco, lo voglio ricordare come pieno di vita e amante della vita. È un ragazzo solare, amante della vita, amato e coccolato dalla sua famiglia. Questo è evidente, con uno sguardo sempre tra il sornione e l'allegro che faceva capire che aveva una voglia grande di vivere. Attorno alla famiglia Materazzo si è stretta un'intera comunità. Simone era Simone, dice il presidente dell'USD Fossò, Davide Cavallin, suo allenatore per diverso tempo. Quando arrivò da noi mi disse: mister, ora che sono arrivato vinciamo tutte le partite. Così lo ricorda l'ultimo allenatore, Matteo Cagnin. Lo voglio ricordare con tutta la sua grinta e determinazione che dava in campo, che non è banale al giorno d'oggi. Simone, dovunque tu sia, rimarrai sempre nel mio cuore. Ieri momenti di panico a Valle di Cadore perché un uomo armato di macete e accetta voleva aggredire le persone che incontrava. Fortunatamente è stato bloccato in tempo dai carabinieri e sempre ieri un tunisino di 17enne fermato per un controllo ha distrutto una volante della polizia. Vediamo cosa è successo a Padova. Ha sfogato tutta la sua aggressività, prima contro i carabinieri e poliziotti intervenuti per calmarlo dato che non voleva essere controllato, poi contro l'auto della polizia che ha distrutto. Notte di follia per un 17enne tunisino fermato dai carabinieri per accertamenti giovedì sera in Corso del Popolo a Padova. Il minorenne straniero, destinatario di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, ha opposto resistenza tanto che in supporto ai carabinieri è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato. Dopo essere riusciti a caricarlo nella volante per portarlo in questura, il 17enne ha distrutto l'auto colpendo con calci e testate il finestrino e mandandolo in frantumi. È stato denunciato per danneggiamento aggravato e resistenza pubblico ufficiale. A 2 settimane dai fatti della Sacra Famiglia è stato risvegliato dal coma il carabiniere investito dal 55enne stalker albanese che è stato ucciso dai colpi di pistola esplosi dal collega del militare ferito. Le sue condizioni sono ancora molto critiche ma finalmente in fase di miglioramento. In queste settimane è stato sottoposto a numerosi interventi per scongiurare il rischio di amputazione di una delle 2 gambe. Lunedì il carabiniere dovrebbe ricevere la visita in ospedale del prefetto. Appena le condizioni di salute lo consentiranno, dovrebbe essere ascoltato dal pubblico ministero che ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di eccesso colposo di legittima difesa il collega che ha esploso i 4 colpi che hanno ucciso l'albanese. Soddisfazione del governo per l'erogazione della terza e poi più avanti della quarta rata del PNRR, ma c'è la rabbia dei sindaci del Veneto, sono tantissimi, che avevano avviato dei progetti, avevano già appaltato dei lavori e a questo punto si ritrovano a rischio di non avere questi soldi perché il PNRR è stato modificato. Sentiamo.
Il rischio è proprio questo, che in Italia chi ben amministra, chi ben si comporta, poi alla fine si trova a dover pagare il conto doppio. Ecco, questo non lo vorrei. Io rappresento 580 sindaci virtuosi, quelli veneti, che non hanno mai speso un euro in più di quelli che potevano spendere. Adesso però chiediamo che non ci vengano tolte risorse per delle opere che sono importanti per il futuro delle nostre comunità. Passano i governi, ma il copione si ripete, si taglia ai comuni, soprattutto a quelli virtuosi. Era successo con i fondi della rigenerazione urbana, fronte caldissimo per tutto il 2022, è accaduto anche stavolta con il ministro Raffaele Fitto che in cabina di regia, annunciando la revisione del PNRR, ha di fatto tagliato 13 miliardi inizialmente previsti per gli enti territoriali. Qualche rassicurazione da Roma è già arrivata, ma non può bastare. Il governo si è già espresso in tal senso, dicendo che comunque queste risorse del PNRR sono state spostate e verranno sostituite con risorse ministeriali. È altrettanto vero che dobbiamo passare dalla teoria alla pratica. Noi abbiamo bisogno di coperture finanziarie, anche perché i cantieri sono in fase di inizio, e quindi non vorremmo rimanere con delle cattedrali del deserto o peggio ancora delle opere incompiute. Ancora una volta una battaglia di territorio più che partitica, in ballo del resto ci sono molti cantieri. Io sono assolutamente d'accordo con il Presidente Lanci Veneto, serve chiarezza, è necessario che il governo recuperi eventualmente questi 13 miliardi di tagli, anche perché vi ricordo che Montebelluna è riuscita a intercettare oltre 13 milioni di euro del PNRR. Se ciò non avvenisse sarebbe un disastro per i comuni, nel senso che le progettualità finanziate col PNRR non troverebbero altra fonte di finanziamento nelle casse comunali, che sono già in forte sofferenza, e quindi noi abbiamo bisogno di quelle risorse. Ovviamente devono essere finanziate le buone progettualità, e parlo di quelle venete, perché sono quelle progettualità che rispettano perfettamente i criteri del PNRR. E Mario Conte è stato attaccato dalla consigliera Dem Carlotta Bozza, che ha considerato un insulto sessista una frase del sindaco nella discussione sul degrado di Piazza Borsa, che aveva detto si fa scrivere i discorsi. Sentiamo. Pretendo delle scuse pubbliche, si è scusato, mi ha chiesto, si è scusato personalmente, ma a me questa cosa non basta, lo trovo offensivo, trovo che sia un insulto macista e sessista, e per cui pretendo delle scuse, perché io i discorsi me li scrivo, io i cittadini li ascolto. È finita in bagarre con una richiesta formale di scusa il sindaco Conte la serata infuocata del Consiglio Comunale di Treviso. Nella sostanza si discuteva di sicurezza, in particolare del quadrante di Piazza Borsa, da pochi giorni sottoposto a sorveglianza 24 ore su 24 con una staffetta tra le forze dell'ordine. Militarizzazione l'ha bollata la minoranza, con la stessa Bazza che ha accusato l'amministrazione di aver fatto poco o nulla, soprattutto dal punto di vista sociale e di valorizzazione degli spazi. Immediata la replica del primo cittadino. Affrontarla con estrema superficialità, e qui voglio rispondere anche a colui che scrive i discorsi della consigliera Bazza, togliendo le recinzioni, togliendo le telecamere. Cioè, queste sono iniziative che nascono da un tavolo di sicurezza fatto da professionisti. Nel discorso che è stato letto dalla consigliera Bazza, a un certo punto dice: ho ricevuto un sacco di segnalazioni dai cittadini, ma queste segnalazioni non sono mai arrivate alle forze dell'ordine. Queste segnalazioni non sono mai arrivate al sindaco, ma sono arrivate ai giornali. Non sono arrivate alle forze dell'ordine. Pazienza al sindaco, ma se un cittadino, chiedo scusa, vi ho ascoltato fino adesso. Da qui la bagarre sospesa tra forma e sostanza. È solo la presenza delle persone che può risolvere lì definitivamente un problema di abbandono. A questo purtroppo il sindaco ha risposto con degli insulti, e noi riteniamo che l'atteggiamento che è stato tenuto oggi in Consiglio Comunale da parte del sindaco sia stato irricevibile, e pretendiamo che ci siano delle scuse, in particolar modo per la consigliera Bazza. A meno di 24 ore è lo stesso Mario Conte a ritornare sull'argomento, ma le scuse sembrano a metà.
Ricordo però che all'interno del Partito Democratico per 5 anni sono andati avanti a criticare l'allora consigliera Maristella Caldato proprio sul fatto che l'accusavano di farsi scrivere gli interventi da qualcun altro. Allora dico, se in quei 5 anni andava bene punzecchiare un loro stesso consigliere, tra l'altro donna, adesso non vedo tutta questa gravità rivolta nei confronti della consigliera Bazza, ma se si è sentita offesa nella sensibilità, sono il primo a chiedere scusa. Una bella querella, e vediamo però rimangono i problemi di Piazza Borsa con il degrado e anche con le misure che sono state varate dalla prefettura, tra cui anche il DASPO urbano. Vediamo. Sicuramente ci vogliono delle attività culturali, ma indubbiamente è necessario, anche se l'assessore è stato molto chiaro su questo, che ci sia un intervento dei servizi sociali, perché là le criticità sono di persone che hanno delle difficoltà personali, facendo gruppo ovviamente sono più violenti. Se interveniamo in maniera sociale possiamo anche, come dire, disgregare i gruppi. Il sindaco ha risposto che non ci sono solo giovani ma ci sono anche persone adulte. Ben venga, se possiamo inserire delle persone adulte anche in un sistema e un percorso lavorativo, ben venga, ma la repressione secondo noi è sbagliata. Il problema della sicurezza è un problema nazionale, del resto lo sanno tutti. Di questi 10-11 anni di governi di centrosinistra hanno fatto di tutto e di più per motivare l'insicurezza che c'è oggi. L'Italia penso che sia diventato il paese simbolo dell'incertezza della pena, quindi hanno introdotto buoni, sconti, benefici nel codice penale, che oggi è diventato poco più di un colabrodo. Addirittura il reato di tortura, che in realtà sappiamo che serve soltanto per limitare l'intervento delle forze dell'ordine, hanno tagliato gli organici delle forze dell'ordine. I comuni cosa possono fare? Possono gestire. C'è da dire che a breve scadenza partiranno i lavori per la ristrutturazione della Camera del Commercio, e quindi lì sicuramente migliorerà tutto il settore, perché sia da via Zorzetto di fronte al PAM, ma anche i giardini di Sant'Andrea, che purtroppo non riusciamo a sfruttare al meglio, perché è veramente un'oasi verde e sarebbe bene che potessero tutti usufruire senza avere, come dire, paura magari, ecco, di qualche incontro indesiderato. E c'è grande tensione anche in Consiglio Comunale a Bassano del Grappa dopo la bocciatura del piano Baxi-Pengo, e cioè l'industrializzazione di San Lazzaro contro cui i cittadini hanno fortemente combattuto. Vediamo gli sviluppi. Un taglio a questa amministrazione che deve dimettersi. Hanno fallito, secondo me, in 3 persone. La prima è la sindaca, il secondo è l'assessore all'urbanistica Viero e la terza persona è il vice sindaco Zonta. Quindi io dico a Elena Pavanna, ci sono 2 opportunità: o lei dimette i 2 assessori o si dimette lei. Anche il Partito Democratico bassanese è lapidario sul futuro della politica cittadina dopo l'ultimo Consiglio Comunale in cui è uscita una maggioranza a pezzi. Il voto dell'altro giorno ha certificato 2 cose. La prima è che l'amministrazione, la maggioranza, non esiste più. È una maggioranza che si è spaccata nei numeri, che ha litigato tra di loro, che ha visto ancora defezioni. E la seconda è che la città, e questo è secondo me ancora più importante, era presente in massa al Consiglio Comunale. C'erano 200-300 persone che si sono alternate durante tutto l'arco del Consiglio Comunale, che è durato fino alle 2:30 di notte, ma addirittura un centinaio di persone sono rimaste lì fino alla notte inoltrata per seguire l'esito di questo voto. Meglio un comune commissariato per qualche mese che mesi di lotte interne che rischiano di distruggere la città, dichiara il segretario Dem bassanese Luigi Tasca. Rischiamo di avere un anno scarso davanti a noi fino alle amministrazioni del 2024 in cui si moltiplicheranno i litigi e ogni azione amministrativa rischia di impantanarsi. A questo punto forse è meglio un commissario per andare serenamente al voto e confrontarsi sui temi. Allora, vediamo il titolo di apertura del Gazzettino Online: nuova ondata di maltempo in arrivo in Veneto e Friuli Venezia Giulia, rischio di forti temporali e torna l'incubo grandine con chicchi.
enormi, purtroppo è così. Sentiamo cosa dicono i bassanesi intervistati da Vanessa Banzato. Allerta meteo per le prossime ore. Siete preoccupate? Beh, abbastanza. Visti i precedenti episodi, sinceramente c'è un po' da allarmarsi. Che sta succedendo? Un po' se la vogliamo, se la siamo voluta, perché purtroppo l'inquinamento ha anche fatto la sua parte. Si sa che è un insieme di cose, di circostanze. Adesso dove prende è veramente preoccupante. Che cosa si può fare? Che cosa si poteva fare secondo me? Adesso la situazione è già molto avanzata. Cambiamenti climatici, maltempo che sta davvero mettendo in ginocchio tutta l'Italia. Siete preoccupati? Abbastanza. Lei dice abbastanza, sì. In moto sì. Perché noi ci spostiamo in moto e quindi il rischio di avere un evento improvviso è sempre più grande ultimamente. Un paio di mesi fa abbiamo beccato una grandinata sopra il lago di Garda, che per fortuna l'abbiamo evitata per 5 minuti, che altrimenti ci avrebbe fatto secchi, penso, perché 10 centimetri di grandine sulle strade. Siete preoccupati voi? Un po' sì, siamo un po' preoccupati, il mondo sta cambiando e un po', cioè improvvisamente non è più l'estate che erano in passato. Sicuramente i fenomeni si sono aggravati e in maniera molto più forte. Nelle vostre zone? Allora, nelle nostre zone fortunatamente non è successo niente, però abbiamo visto che nel Giro dell'Italia ci sono stati grossi problemi. Più che altro ci sono stati dei grandi cambiamenti repentini e molto veloci, cioè rispetto agli anni passati, molto diversi, e questo è preoccupante. È necessario fare qualcosa, partendo anche dal nostro più piccolo, dal nostro quotidiano. È importante veramente per il futuro dei nostri figli, per il nostro futuro, per il futuro di tutti noi. Ogni volta che arriva un temporale sei sempre preoccupato, soprattutto per la casa. Adesso c'è allerta meteo per le prossime ore, cosa c'è da aspettarsi? Speriamo bene che non venga giù quello che è venuto giù nelle altre settimane e che insomma ci salviamo. Penso che ormai sia provata questa cosa. Cioè, che sta succedendo secondo lei? Probabilmente dipende dall'inquinamento questa cosa, anzi senza tanto probabilmente, però la vedo molto lunga la soluzione di questa cosa. Queste grandinate improvvise, allerta meteo nelle prossime ore, c'è preoccupazione? Da parte mia no, il tempo fa quello che deve fare e di conseguenza siamo ospiti in questa terra. Un po' di preoccupazione c'è, anche quando magari ci si vuole mettere in movimento, si pensa un attimo prima se vale la pena farlo o no, anche con i danni che genera sono importanti. La preoccupazione maggiore va per l'agricoltura ovviamente, i danni che può provocare. Purtroppo il clima in questo momento è cambiato, non sarà né la prima né l'ultima volta probabilmente che cambierà. E siete preoccupate? No. Sì, molto tranquilla. Nonostante... Sarà quel che sarà, non dobbiamo sempre preoccuparci per... Dai. Lei? Non sono preoccupata. Per niente. No, nonostante i danni provocati qua vicino? Sì, no, sono assicurata. Quindi preoccupazione anche rassegnazione tra i cittadini intervistati da Vanessa Banzato e proprio sul maltempo ieri a Dolo un vertice tra istituzioni di tutti i livelli per fare il punto sui danni causati da questi nubifragi. Unanime la richiesta di aiuti da Roma. Riuniti in Municipio Dolo tutti i rappresentanti locali della politica per un confronto in seguito alle avversità meteorologiche dei giorni scorsi. Ad oggi i danni nel patrimonio pubblico e privato, una mole ingente per un fenomeno che rispetto al tornado di 8 anni fa è molto più diffuso, molto più capillare. Contiamo che l'80% dei nostri nuclei familiari solo di Dolo siano stati colpiti, dalla tapparella solo fino al tetto, gli impianti fotovoltaici, le pensiline, le autovetture, migliaia. Sono numeri importanti rispetto ai quali oggi l'obiettivo è quello di creare una lobby positiva verso Roma, verso la nostra Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché la Riviera del Brenta sia decretata
come emergenza nazionale. Dovete starci vicini, le istituzioni, il governo, perché i nostri cittadini sono stati colpiti, la ferita del tornado è presente, purtroppo questa volta è stato un tornado ma che ha colpito quasi tutti i comuni, ci sono decine, forse centinaia di milioni di euro di danni e noi abbiamo bisogno di questo per le famiglie e per le tante società, imprese che sono state colpite. Fondamentali le risposte che devono arrivare da Roma e dall'Europa. Si tratta, diciamo, di uno sforzo finanziario ingente che va fatto immediatamente sia da parte del governo sia da parte della regione per mettere a disposizione dei comuni e delle persone, delle famiglie, le risorse necessarie. Una notizia arrivata poco fa, colpo grosso nella notte tra venerdì e sabato in una ditta di Pernumia, la Bergamasco, che produce borse per marchi di lusso. Vediamo il titolo del Mattino di Padova, nel laboratorio di borse di lusso. I ladri hanno sfondato il cancello, sapevano che quella sera il magazzino era pieno e hanno fatto razzia. Pare che i malviventi avessero bloccato tutte le strade di accesso alla zona industriale per impedire che qualcuno potesse fermare la loro azione. Inoltre hanno forato le gomme delle auto aziendali e sono tecniche sempre più in uso da parte di questi comando. Ricordo recentemente un caso analogo in una ditta Orafa di Bassano del Grappa, proprio i ladri, i banditi ha bloccato anche in quel caso le strade. Andiamo in pubblicità e poi torniamo subito per la chiusura di Focus TG. Dottore, venga negli ambulatori di Venezia era il titolo di una campagna pubblicitaria della ULSS 3 per fare arrivare a Venezia, sprovvista di medici di base, i dottori. E i dottori hanno risposto da tutto il mondo, sono arrivate 250 richieste. La carica degli oltre 250 medici che da tutto il mondo hanno risposto alla chiamata con cui la ULSS 3 Serenissima era in cerca di nuovi medici di famiglia su Venezia Centro Storico. Tutto ha avuto inizio da qui. Doctors, the most beautiful city in the world is waiting for you. 7 luglio 2023, per 3 giorni consecutivi sulla facciata dell'ospedale civile di Venezia veniva proiettato questo video in inglese e in italiano. Dottore, ascolta questo invito. La città più bella del mondo ti aspetta. Pensaci e fai una scelta di valore che ti ripagherà. È stata veramente una grande sorpresa perché la nostra iniziativa partiva da un'esperienza avuta con un medico italiano del nord e il nostro bacino di riferimento pensavamo fosse l'Italia e poco più. La sorpresa è stata quando abbiamo visto arrivare dal Vietnam, arrivare dall'Iran, arrivare dal Nord America. Quindi tutto il mondo ha risposto a questo messaggio. Ora, a selezioni chiuse, la graduatoria entro la prossima settimana dei primi 11 professionisti idonei, tutti medici italiani. Verranno assunti con un contratto a tempo determinato da 6 mesi fino ad 1 anno. L'insediamento a partire dal prossimo settembre per i primi 3 posti da sostituto medico e fino al 2025 per ulteriori 7 posti, cioè man mano che si avvicenderanno i pensionamenti dei medici uscenti. Quindi la possibilità di essere assunti a tempo indeterminato con l'apertura dei concorsi d'azienda zero. A noi ci risolve un problema perché avendo da questo enorme risposta riuscire a selezionare anche una decina di potenziali candidati reali è un grande risultato. Questa fiamma simboleggia la morale della cura, l'obbligo etico di farsi carico, senza mai desistere, di chi è malato e di chi soffre. Selezionata Maria Parisi, ma chi sono questi 254 medici? Pensate che tra di loro ci sono tantissime dottoresse che vogliono comprensibilmente fuggire dall'Iran.
Sono sposata e madre di una bambina. Sono un medico generico iraniano interessata a lavorare da voi. La maggioranza dei 62 curriculum ricevuti dall'Iran sono di donne medico, spesso iperqualificate. Alcune di loro al telefono confidano di voler fuggire dal clima che le sta travolgendo nel loro paese. Un po' alla volta prenderemo in esame tutte le 254 candidature, di cui buona parte in effetti da tutto il mondo. 123 è il totale degli aspiranti medici italiani, poi ci sono quelli europei, asiatici, americani, dagli USA, Venezuela, Argentina, Brasile, Cuba, Africa, con una candidatura dall'Egitto, soltanto per citarne alcuni, cervelli in fuga che vorrebbero fare ritorno a casa, marito e moglie, medico lui e medico lei, che si candidano insieme per cambiare vita a Venezia. Tantissime le storie che si susseguono e si avvicendano nei curricula. Le storie sono le più varie, ci sono famiglie intere di medici e non medici disponibili a spostarsi, famiglie con figli, donne diciamo con delle carriere buone disponibili a spostarsi, uomini giovani e meno giovani, il sogno anche di finire di lavorare a Venezia, forse questo ha colpito anche. Non tutti parlano italiano, anche se molti lo stanno già studiando da tempo. Professionisti, spiega l'azienda sanitaria, quasi introvabili altrove e per i quali sarà possibile assegnare altri futuri incarichi anche con altre aziende sanitarie bisognose di medici. E chiudiamo con l'attacco dell'ex presidente del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo al professor Andrea Crisanti. Miozzo dice, dopo l'inchiesta Covid che è stata archiviata, si dimetta da senatore e torni ad occuparsi di zanzare, aggiungendo che secondo lui Crisanti è paragonabile non ad un medico, non ad un ricercatore, ma a Mago Merlino. Chiudiamo qui questa edizione di Focus TG. Grazie per averci seguito, ci rivediamo lunedì. Arrivederci.